Dopo il colpo alla Banca di Vittorio Veneto, un cittadino ha notato due persone che frettolosamente si spostavano da un'auto ad un'altra. Erano i due malviventi che dopo la rapina avevano lasciato la macchina rubata per prendere quella pulita ed allontanarsi dalla zona. Questo ha permesso ai carabinieri di poter sequestrare la vettura e iniziare le indagini. Non solo, ma poi grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso i due malviventi durante i loro spostamenti, i carabinieri hanno identificato i due cittadini albanesi pregiudicati. Uno, quello tratto in arresto, era irregolare nel territorio italiano perché già colpito da un provvedimento di espulsione. Un'attività investigativa complessa coordinata dalle procure di Treviso e Bolzano che in 4 mesi ha portato al provvedimento di custodia cautelare. Soddisfatta la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Voglio dire intanto ringraziare l'Arma dei Carabinieri per il lavoro che stanno svolgendo e il fatto che sono riusciti a intercettare questi malviventi significa che il territorio è controllato e l'azione che stanno svolgendo i Carabinieri è un'azione efficace e incisiva. Fondamentale, spiega la prima cittadina, è continuare la stretta sinergia fra tutte le istituzioni per garantire una maggiore sicurezza. 3 i colpi, 2 tentati, 1 riuscito, sempre armati di coltelli, in 2 casi a Meduna e a Ortisei. Uno dei banditi è entrato imbracciando un fucile. I due sono accusati di rapina, tentata rapina e del furto delle auto avvenuto nelle province di Treviso, Pordenone e Venezia.